Deglobalizzazione, una nuova geografia del potere. Il titolo che Lucio Caracciolo ha voluto dare a questo incontro, anzi a questo dialogo con Luciana Borsatti, come sempre introdotti da Guglielmo Cevolin. Vi dico subito che questo evento si tiene in collaborazione con Istoria e l'Imes Club Pordenone Udine Venezia, con il sostegno di AMGA Energia e Servizi, oggi ERA. Lucio Caracciolo non credo che abbia bisogno di presentazioni. Voglio dire soltanto che lui, questo sì, ribadirlo, ha fondato e dirige la Scuola di Geopolitica e di Governo di Limes. Luciana Borsatti è una giornalista, una scrittrice che vedrete ancora un paio di volte qui al festival, perché lei è stata corrispondente per l'ANSA sia dal Cairo che dall'Iran, da Teheran, e quindi ha molte cose da dire sulla rivoluzione delle donne e delle ragazze in Iran, e ce lo dirà in alcuni incontri che troverete in programma. In più ha scritto un ultimo libro proprio su questo, Iran, il tempo delle donne, dopo aver scritto Iran al tempo di Trump e Iran al tempo di Biden, quindi completa il ciclo. Quindi abbiamo pensato che fosse la persona adatta per dialogare con Lucio Caracciolo. Come sempre Guglielmo Cevolin, che è nel nostro comitato scientifico, come del resto ci onoriamo di dire di Lucio Caracciolo. Guglielmo Cevolin, che anche voi, che tutti conoscete perché avete frequentato più volte il nostro festival, vedo molte facce note, insegna istituzioni di diritto pubblico all'Università di Udine ed è presidente di Istoria, gruppo studi storici e sociali Pordenone, e coordina il Limes Club Pordenone Udine Venezia. Bene, io vi auguro buon ascolto e io credo che poi sia prevista la possibilità di qualche domanda. Grazie. Grazie Franca. Siamo alla Lectio Magistralis di Lucio Caracciolo e siamo in anteprima mondiale o globale, in quanto parleremo anche del numero di Limes in uscita, che uscirà il 13 maggio, il bluff globale. È impossibile anche per il Limes Club Pordenone Udine Venezia, il Limes Club più antico d'Italia, indovinare il titolo un po' di tempo prima del numero di Limes. Ci abbiamo un po' azzeccato perché riguarda un qualcosa di deglobalizzante, il bluff globale, che però è il titolo dato da Lucio Caracciolo al prossimo numero di Limes, che si concentra su 3 argomenti. Il mondo dopo la globalizzazione, e quindi pensiamo al fatto che sì, la Cina è entrata un po' di tempo fa nella World Trade Organization, ma dopo la crisi del 2008 aveva già iniziato ad avere qualche via a pensare a qualche via di uscita dal abbracciare il capitalismo come unica forma dell'economia, per non parlare del fatto che c'è come secondo punto nel numero l'autunno dell'impero americano, quindi con la de-dollarizzazione che abbiamo visto ieri, così importante la dollarizzazione invece per il potere degli Stati Uniti, secondo l'impostazione del filosofo Leghissa, che si occupa di filosofia ma anche di geopolitica, come per non parlare della Shanghai Cooperation Organization, che è una delle braccia della politica estera, del soft power della Cina. E infine il terzo punto di questo numero che presentiamo in anteprima mondiale, in anteprima globale, è anche per noi l'età del caos. Sappiamo che c'è la mappa di Caoslandia, però la mappa di Caoslandia, questo fantasma che occupa gran parte del pianeta con tutte le guerre,
sta invadendo Ordolandia e quindi c'è qualche problema anche per noi. La parola a Lucio Caracciolo. Buonasera, grazie agli amici di vicino e lontano. Per me è sempre un ritorno a casa, poi rispetto agli anni scorsi no, mi ero illuso, vi vedevo, invece continuo a non vedervi, va bene. Cercherò di essere breve sia nella mia esposizione, sia poi cercherò di rispondere anche alle domande che mi farà l'amica Borsatti. Però per introdurre il tema della globalizzazione e della sua attuale crisi, forse conviene cominciare proprio dalla parola, una parola talmente spesa che non significa quasi più nulla. In questo numero pubblichiamo un glossario di come in diversi ambiti culturali si definisce la globalizzazione e vi assicuro che è un festival di il tutto e di più. Quando le parole perdono senso si entra in una crisi che non è solamente una crisi di comunicazione linguistica, ma è una crisi culturale. Quindi noi abbiamo scelto di parlare di globalizzazione e della sua crisi in senso strettamente geopolitico, il che vuol dire poi toccare tutta una serie di ambiti economici, demografici e quanti altri, e cercare così di capire quella che a mio avviso è la vera direzione che possiamo vedere in questo momento negli affari internazionali, e cioè la crisi dell'egemonia americana. Il che però vuol dire, attenzione, non che gli Stati Uniti siano minacciati, a meno di meteoriti, dalla fine della loro preminenza su scala mondiale. Vuol dire qualcosa di più complicato che cercherò di spiegarvi. Ma da dove cominciamo questo discorso? Dal fatto che quello che conta innanzitutto è che quando si parla di mondo si parla di umanità, e l'umanità, come tutte le cose del mondo, non è una realtà fissa, è in continua evoluzione, e lo è soprattutto in termini quantitativi. Il mondo di mio nonno era composto da 1,5 miliardi di persone, di cui la maggioranza bianchi. Il mondo dei miei figli sarà molto diverso. Non parliamo di quello dei miei nipoti, perché vedete qui una descrizione grafica di come la popolazione sia in crescita nel mondo, sia cresciuta in maniera accentuata negli ultimi decenni, e di come dagli 8 miliardi e più che siamo oggi arriveremo, secondo queste stime, intorno ai 10 miliardi alla fine del secolo. Quindi già un dato quantitativo importante. Non è più lo stesso mondo di quello che era vissuto un paio di generazioni fa. Però la differenza fra i fatti e la cultura è che i fatti corrono e la cultura resta parecchio indietro, e quindi noi ci muoviamo ancora con delle categorie un po' arretrate, come se l'Occidente o addirittura l'Europa fossero ancora i padroni del mondo. Sono molto importanti, le maggiori potenze restano, a mio avviso, quelle occidentali, in particolare gli Stati Uniti, ma il mondo si sta ricalibrando, in particolare se guardiamo alla demografia, quella che galoppa è certamente l'Africa, quella che continua a crescere è certamente l'Asia, e abbiamo fatto già i 4/5 dell'umanità. Come vedete noi siamo messi male, e qui ci sono i numeri, perché non solo siamo pochi, ma siamo in decrescita, e questa decrescita tenderà a continuare. Quindi se tu sei 600-700 milioni in un mondo di 8-10 miliardi, per quanto tu possa essere affetto da manie di grandezza o dotato di mezzi straordinari, diciamo così, non ti puoi occupare di tutto. Ed è la tendenza attuale di quella che, come vedremo, è la maggiore potenza oggi, cioè gli Stati Uniti d'America, che, e qui veniamo al termine globalizzazione, alla fine dello scorso secolo hanno lanciato questo termine, che certamente non hanno inventato loro, ma lo hanno cavalcato dopo il crollo dell'Unione Sovietica fino, direi, ai primi anni di questo secolo, come il destino dell'umanità, o addirittura la fine della storia, come se il tempo e lo spazio si potessero bloccare. Le cose sono andate un po' diversamente, e questo impero, che si occupava probabilmente di uno spazio troppo vasto e si immaginava come redentore dell'umanità, non può oggi aspirare a qualcosa del genere.
Quindi la prima cosa da considerare è una ritrazione. Ma poi soprattutto guardiamo anche un pochino più dentro questi dati, e questi dati ci dicono che noi siamo come europei, cioè come parte di un insieme relativamente minore dal punto di vista numerico, confrontati al di là dello Stretto di Sicilia con una realtà demografica già enorme ma in continua crescita, e soprattutto con una biologia completamente diversa. Noi abbiamo un'età mediana di 45-46 anni che arriveranno a 50 verso la seconda metà del secolo, dall'altra parte 18-20. Questo è già un dato fondamentale da considerare. E poi bisogna considerare, oltre alla demografia, la evidente negazione per via economica di quello che dovrebbe essere la globalizzazione, cioè la diffusione di una politica economica, di una politica fiscale e poi naturalmente di livelli di bilanciamento delle economie nazionali equilibrate. E qui vediamo quanto siano squilibrate, quanto il mondo più o meno benestante, in alcuni casi molto benestante, e noi siamo tra quelli, non dimentichiamolo mai, sia molto in termini spaziali, ma relativamente poco in termini umani e demografici. Quindi la globalizzazione in chiaroscuro, come dice questa carta, che appartiene a un articolo di Fabrizio Maronta che ha curato in modo speciale questo numero. E questo ci riporta a un classico di Limes, e cioè alla bipartizione tra Caoslandia e Ordolandia, in cui mettiamo sempre al centro l'importanza dell'Italia come avanguardia, diciamo, del mondo fortunato e a ridosso però della pressione non solamente demografica dello spazio di Caoslandia, inteso come concentrazione di conflitti, tensioni, ma soprattutto come crisi delle istituzioni. Stiamo parlando di spazi che vanno dall'America centrale all'Africa, all'Asia, in cui le istituzioni sono abbastanza fasulle, oppure sono dei regimi militari che si occupano a modo loro dei loro cittadini, ma diciamo di veri stati così come li intendiamo noi se ne vedono pochini, e questa già è un'altra grande differenza e ci dà l'idea di come questo termine globalizzazione non spieghi la realtà con cui conviviamo, che è questa, e cioè un mondo in cui ci sono due grandi aree di crisi di valore, in questo caso possiamo dire sì, globale, perché sono aree in cui si confrontano, in alcuni casi anche militarmente, le principali potenze del mondo e anche quelle meno principali, perché tendiamo a dimenticarlo, ma noi siamo parte di questa guerra, se non direttamente, quantomeno indirettamente, dato che sosteniamo con le armi la resistenza ucraina all'invasione sovietica. La prima area, il cerchio, è l'area che ci tocca più da vicino ed è quella, poi ne parleremo più avanti, della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze. L'altra è la seconda dal nostro punto di vista, ma è la prima dal punto di vista del primo attore mondiale, cioè degli Stati Uniti. E questo già vi dà un'idea della discrepanza che si è creata in questa fase storica tra gli europei e gli americani, perché gli americani sono concentrati su quella che per loro è la sfida principale, cioè la sfida con la Cina. E perché è principale? Perché la Cina è considerata dagli Stati Uniti, quantomeno dall'establishment e dagli uffici strategici degli Stati Uniti, l'unica potenza che in questo secolo può minacciare il primato americano, e quindi va tenuta sotto, ed eventualmente va tenuta sotto anche con la guerra. Ormai un giorno sì e l'altro pure, o un generale americano o un ammiraglio cinese o viceversa, hanno lanciato questo toto date: la guerra fra noi sarà nel 2027, nel 2032, dopodomani, l'altro ieri, se ne sentono di tutti i colori. Ma quello che è molto grave, a proposito di parole, come dicevo prima, è che ormai la guerra è entrata nel senso comune. Noi cerchiamo di rimuoverla, però molto spesso, magari senza nemmeno esserne coscienti, noi parliamo di guerra, di bomba atomica, adesso vanno di moda le bombe atomiche tattiche perché fanno meno male, insomma come se fosse un discorso da bar. E questo è un segnale molto grave,
perché significa che il nostro orizzonte si è molto molto abbassato e che non riusciamo a guardare lontano, non riusciamo a guardare a un orizzonte di pace che dovrebbe essere la norma, ma non solo la norma della pace, la norma della guerra, perché le guerre si fanno, così insegnano i manuali, per poi alla fine avere una pace migliore. Sembra che siamo entrati invece in una fase in cui la guerra si fa per la guerra, cioè si fa perché non avendo di meglio da fare ci spariamo addosso e pensiamo non tanto di costruire un mondo migliore, ma o di sopravvivere, perché ci si sente minacciati, o comunque di fare qualche danno a potenziali aggressori, potenziali nemici. Infatti tra le guerre che vanno di moda, quelle che proprio sono top of the polls sono le cosiddette guerre preventive, che è un modo attraverso il quale un paese aggressore giustifica la propria aggressione dicendo beh, se non lo facevo io lo faceva quell'altro. Naturalmente è un gioco terribile che può continuare all'infinito. Quindi la sfida Stati Uniti, Cina, Russia, dove la Russia è ovviamente il terzo elemento, ma in questo momento è l'elemento più aggressivo e direttamente impegnato sul fronte ucraino, dove la Russia, dicevo, ha formato una strana coppia con la Cina, non perché siano alleati, nemmeno, ancora meno, perché si vogliano bene, ma perché gli conviene ad entrambe per contare di più nei confronti degli Stati Uniti. Perché uno dei paradossi di questa crisi e del confronto fra le grandi potenze è che sia la Russia, sia in una qualche misura anche la Cina, hanno sfidato gli Stati Uniti perché si sono sentite, usiamo un termine sentimentale, trascurate dall'America. La categoria del risentimento non è solamente una categoria psicologica, è diventata una categoria strategica. Pensate a una personalità come Vladimir Putin, che insomma fino all'altro ieri, se non ho cattiva memoria, veniva considerato da quasi tutti i leader occidentali come un interlocutore razionale, credibile, con cui si può essere d'accordo o meno, e che poi è diventato l'opposto. Ebbene, Vladimir Putin, uomo di San Pietroburgo, oltre che del ex KGB, poi FSB, è un occidentalista, considerato un occidentalista, e si trova a giocare la sua più triste partita in compagnia dei cinesi perché si sente trattato, uso parole sue, dagli americani come se fossimo una repubblica delle banane. E questo vi dice molto del complesso di inferiorità dei russi, ma vi dice anche molto della o incapacità o non volontà americana di considerare la Russia come un fattore da prendere sul serio. Questo magari ne parleremo poi più avanti. E la Cina lo stesso, io ricordo fino agli anni 10 di questo millennio, insomma i cinesi volevano diventare come gli americani, anche perché con gli americani hanno molti gusti in comune, tra cui quello di arricchirsi rapidamente, e quindi diciamo, non c'era assolutamente, figuriamoci, in Cina una avversione ideologica rispetto all'America. Immaginare che in Cina ci siano dei cultori del comunismo è veramente un'avventura intellettuale un po' esagerata. Quindi concretamente c'è questo paradosso di due potenze che avrebbero voluto mettersi d'accordo con gli americani e chissà, magari un giorno ci riusciranno pure, ma che oggi sentono questo dovere di sfidare l'America e in maniera piuttosto tragica e cruenta, in particolare la Russia in Ucraina. Che cosa è l'impero americano? Beh, questa è una carta che noi abbiamo fatto diversi anni fa e che non è che ci dia una visione americana del mondo, è l'America che si specchia nel mondo. L'America nel mondo si vede così, cioè come una superpotenza globale, come soprattutto un paese missionario che non sta qui per caso, ma sta qui per convertire alla vera fede, che poi sarebbe l'America, il resto del mondo, e che organizza la sua presenza, la sua potenza, non come i vecchi imperi coloniali europei che andavano, facevano disastri, estraevano risorse e se ne tornavano a casa lasciando delle guarnigioni o dei procuratori, ma come un paese che rifugge le colonie, che respinge le colonie perché sa che colonia vuol dire creare frizioni, reazioni, guerre,
le esperienze degli imperi europei sono state utili, e poi soprattutto questo formidabile privilegio di confinare con il quasi nulla, spero che non ci siano né canadesi né messicani, cioè con appunto Canada e Messico, e con i pesci atlantici o pacifici. Quindi il margine di errore degli Stati Uniti d'America è enorme, invidiabile. Infatti Churchill diceva: gli americani hanno il vantaggio che le sbagliano tutte e alla fine per forza ci azzeccano, perché appunto possono continuare all'infinito nella ricerca della strategia e delle tattiche migliori. Questa è la raffigurazione del mondo globalizzato dall'America. Però oggi questo mondo globalizzato è entrato in crisi, ma soprattutto è entrata in crisi l'unica parte veramente organizzata dell'impero americano, che è quella europea, la nostra. Questa carta abbiamo fatta anche qui un pochino dopo, ma diciamo 3 anni fa circa, e ci dava appunto l'idea, in questo caso non una rappresentazione nostra, ma diciamo una visione abbastanza comune di una proiezione americana nel nostro continente, cominciata con lo sbarco nella Seconda Guerra Mondiale, organizzata con la NATO, di cui l'Unione Europea, nelle sue forme anteriori, le comunità europee e quant'altro comprese, è una espressione economica, ma la sostanza, e lo vediamo in questa guerra, quando c'è la guerra in Europa, alla fine il fattore decisivo è l'America, e attraverso l'America la NATO, che è l'organizzazione della presenza militare americana e dei paesi europei nel nostro continente. Che cosa è diventato lo stesso spazio? Beh, intanto qualche dato di cronaca, perché appunto spesso si parla ma non si ha idea di quello che si sta dicendo. Si dice spesso che questa guerra la fa la NATO contro la Russia. Non è vero. Sono i singoli paesi della NATO che in modi diversi, alcuni mandando degli uomini sul terreno, magari sotto forma di forze speciali o di volontari, altri facendo il minimo sindacale per poter ancora essere considerati parte di questa famiglia, partecipano alla difesa dell'Ucraina contro l'attacco russo, ma in modi molto diversi. E quindi se c'era e c'è ancora una forma superiore di controllo americano su questo spazio euroatlantico, per capirci, è sicuramente diverso da prima e deve fare i conti con, alla prova della guerra, modi di essere europei molto diversi. Guardate la fascia orientale, sono grosso modo, nemmeno tanto grosso, i paesi che un tempo erano sotto Mosca, i paesi del patto di Varsavia. Adesso sono la parte più anti-Mosca che ci sia, sono i più antirussi, con al cuore di questo sistema che va dalla Scandinavia al Mar Nero la Polonia, paese cui conviene abituarci a pensare parecchio perché sarà sempre più importante, perché sulla Polonia l'America ha aperto una scommessa strategica dicendo: è lei e la Polonia il paese che in Europa oggi ci interessa di più. Ci interessa di più perché ovviamente un paese che è sempre stato stretto tra Germania e Russia è l'ideale per bloccare qualsiasi intesa fra Germania e Russia, che è il principio primo della geopolitica americana in Europa. Gli americani sono venuti in Europa con l'idea molto chiara, una volta battuti i tedeschi, di evitare che russi e tedeschi si mettessero d'accordo, e adesso magari con l'aggiunta dei cinesi, per creare non in America ma in Eurasia una potenza alternativa, potenzialmente eversiva dell'ordine americano. Quindi la Polonia sta in mezzo, e finché ci sta la Polonia, dicono i nostri amici americani, stiamo tranquilli perché tedeschi e russi non stanno troppo vicini. E per chi non lo volesse capire, gli facciamo anche saltare il gasdotto Nord Stream. Adesso noi non sappiamo chi è stato, però sappiamo, perché lo dicono loro, lo dice il presidente Biden, che quel gasdotto non sapeva da fare e che quindi doveva terminare. Ecco, quel gasdotto che qui non è rappresentato, ma considerate una rotta che passa sotto il Mar Baltico, che va dal Golfo di Finlandia, quindi da San Pietroburgo giù fino al Meclemburgo tedesco, quel gasdotto Nord Stream che portava a prezzi veramente di convenienza il prezioso gas russo verso la Germania e quindi verso l'Europa, è stato fatto saltare l'estate scorsa in circostanze misteriose,
ed è il fatto strategico forse più importante di questa guerra finora, cioè la fine, almeno per ora, della interdipendenza energetica fra Germania e Russia e più in generale, con qualche limite, della interdipendenza energetica tra Russia e europei in generale e Italia in particolare. Quando dico interdipendenza voglio dire che certamente noi siamo stati, e in misura ormai minima, siamo dipendenti dal gas russo, ma è anche vero che, come sappiamo, la Russia, ovviamente l'altra faccia della medaglia, è dipendente dal mercato europeo, o forse dovremmo dire a questo punto era, anche se, come illustriamo in questo numero, l'aggiramento delle sanzioni produce delle meraviglie. Per esempio triangolazioni fra paesi o comunque fra organizzazioni più o meno criminali specializzate appunto nell'aggiramento delle sanzioni, ma questo è un capitolo che adesso toccherò rapidamente. Quello che mi interessa far vedere è questa differenza tra la fascia arancione, l'avanguardia antirussa, uso parole di Biden, con la Gran Bretagna come guardiano delle spalle e come riferimento dell'America. Gli inglesi, anche qui il problema della memoria e della realtà attuale, gli inglesi sono rimasti qualche secolo indietro e quindi parlano di Global Britain, cioè di una Gran Bretagna globale, che ovviamente esiste solo nelle loro menti, oppure indirettamente, e questo sì è importante, esiste nel rapporto con l'America. Cioè l'Inghilterra, con i suoi ex paesi del Commonwealth, fornisce all'America, diciamo una tigre nel motore è troppo, ma insomma un fattore energetico piuttosto rilevante, ed è l'avanguardia americana verso quell'Europa dell'Est. E poi ci sono paesi sempre della NATO, ma che vanno abbastanza per conto loro, tra cui uno importantissimo, la Turchia. La Turchia ormai sì, certo, fa parte della NATO, ma c'è sempre stata abbastanza di traverso, soprattutto avendo di fronte il nemico greco, ma adesso è un paese che torna esplicitamente a ragionare in termini imperiali, lo sappiamo, ce lo troviamo un po' dappertutto, nei Balcani, in Libia, in Asia centrale, in Medio Oriente, in Africa. Quindi sì, sarà un paese dello spazio imperiale americano, ma lo interpreta a modo suo. Poi c'è la Germania, che è un caso particolare, perché intanto le Germanie, a essere gentili, sono sempre due. Se voi andate in quella che una volta era la Germania Est, vedete un tipo di approccio al mondo e soprattutto alla Russia molto particolare e molto diverso da quello della Germania occidentale. Insomma, se andate in Renania piuttosto che andate, non so, in Sassonia o in Turingia, sono realtà completamente diverse. In parole povere, la Germania Est ancora pende parecchio verso la Russia, in tutti i sensi, per esempio anche nelle strutture energetiche, e quella occidentale invece è in una fase di profonda crisi e anche di profonda russofobia, che la porta a ripensare il suo ruolo, o quantomeno a voler ripensare il suo ruolo, perché mi pare che sia ancora in uno stato di confusione. Considerate che, tanto per fare un esempio, dei 102 miliardi formalmente stanziati dal governo Scholz per riarmare la Germania, che aveva e tuttora ha un esercito impresentabile, non sono stati spesi nulla, sono stati fatti dei progetti, ma ancora non è stato speso nulla. E comunque, per essere chiari e per sopperire alle necessità immediate, l'America si è comprata gli F-35 e altri armamenti americani, dopo aver parlato per qualche decennio di difesa europea. Altro termine ovviamente irreale. E poi ci sono paesi come la Francia, l'Italia e la Spagna che, essendo anche geograficamente più distanti dalla Russia e avendo storicamente dei rapporti piuttosto sviluppati con la Russia, sono certamente parte del fronte, chiamiamolo, di difesa dell'Ucraina, ma in modo molto più ambiguo. Il presidente Macron un giorno sì e un giorno no telefona a Putin, adesso ha smesso perché forse ha capito che non serviva a molto, poi va da Xi Jinping e sono baci e abbracci, e fa abbastanza irritare gli americani con delle frasi irrituali sulla indipendenza strategica dell'Europa, altro termine che non significa nulla, a meno di non voler dire che l'indipendenza strategica della Francia va abolita, ma non credo che sia quello il senso. E quindi abbiamo questa Europa occidentale che
appunto in parte rovesciando i criteri della guerra fredda, è la parte diciamo più sensibile alle istanze russe. Insomma, per dirla tutta, mentre i paesi in arancione vorrebbero che alla fine di questa guerra non solo l'Ucraina esistesse, ma la Russia scomparisse, i paesi che fanno parte dell'area celeste, più o meno tratteggiata o blu, sono paesi che pensano che comunque alla fine delle fini con una Russia, quale che sia, dovremo fare i conti con o senza Putin, e quindi in qualche modo dobbiamo integrarla con una certa distanza in un sistema di quantomeno intese economiche, se non di sicurezza comune. Ecco, qui questo è un lavoro che abbiamo fatto, ha fatto in particolare Fabrizio anche in numeri precedenti sull'aggiramento delle sanzioni, e per chi si vuole divertire vi assicuro che c'è per tutti i gusti, tra cui anche un'intervista a un simpatico trader, già dirigente di una nostra azienda energetica di rilievo, il quale spiega come si trasferisce un barile di petrolio russo in America, passando per il nostro paese. Queste sono delle interessanti tavole grafiche pubblicate ormai a settembre dell'anno scorso dal New York Times, in cui ci si mostra in maniera delicata ma molto visibile il punto di vista russo dal punto di vista commerciale, il volume delle importazioni e delle esportazioni, e come vedete insomma sarà che ci sono le sanzioni, ma la Russia, che fra l'altro è un paese sanzionato dal 1917, quindi allenato a trattare questa realtà, ha molto spesso saputo trovare delle alternative che non sono solamente quelle classiche che uno può immaginare, l'India, la Cina, la Turchia, che è un paese nato che ovviamente non ha applicato le sanzioni alla Russia, se no che paese sarebbe, ma anche paesi come non so, il Belgio, l'Olanda, la Germania, che hanno aumentato le importazioni dalla Russia dopo le sanzioni. Il risultato, la Russia quest'anno dovrebbe crescere di 1,2% il PIL. Quindi sì, sicuramente la Russia soffre questa stretta, soffre soprattutto dover ricollocarsi, ricostruirsi anche nuovi clienti nel mercato mondiale, ma insomma. Noi abbiamo invece questo problema, e chiudo qui, poi lo approfondiamo adesso parlando della guerra in Ucraina in particolare, abbiamo questo problema che, persa almeno in buona parte la fonte gasiera e petrolifera russa, dobbiamo cercare rifornimenti altrove. E quindi abbiamo uno spostamento da quello che era il mondo del nord-est, cioè il mondo russo e limitrofo, da cui arrivava il gas per via dei gasdotti fatti negli anni 70-80 durante la guerra fredda, quando si poteva essere nemici o magari fingere di esserlo e intanto commerciare alla grande. Quindi non ci sono più questi gasdotti che portano quantità enormi di gas o di petrolio, nel caso fossero oleodotti, verso l'Europa centrale e occidentale. Cerchiamo a sud-ovest, cerchiamo nel Mediterraneo, cerchiamo in Nord Africa, cerchiamo in Algeria. Paese molto interessante, alla cui nascita, come sappiamo, ha contribuito il nostro paese, ma ancora più specificamente l'Ente Nazionale Idrocarburi, così si chiamava una volta, adesso è semplicemente ENI come logo, attraverso Enrico Mattei, cui questo governo ha intitolato un progetto molto ambizioso di revisione delle nostre politiche energetiche. Algeria, che però ha il difetto dal punto di vista dell'ortodossia di essere un paese legato a doppio filo alla Russia, sia dal punto di vista degli armamenti, sia dal punto di vista dell'intelligence e sia dal punto di vista, che non si può dire ma si sa, dei rapporti fra le agenzie energetiche algerine e russe. Questo per dire che quando si dice che noi ci emancipiamo dal gas russo dobbiamo mettere qualche bemolle. Considerate per esempio che una parte del gas che arriverà, in parte già arriva via Adriatico, dall'Azerbaigian è gas russo, che poi insomma fino a prova contraria non cambia composizione chimica quando passa verso l'Azerbaigian o la Turchia, arriva in Italia, e quindi diciamo è un po' un gioco delle etichette che non cambia di molto la realtà. Premessa però, e chiudo, è una premessa conclusiva, tutto questo è un quadro in evoluzione.
E non è detto che l'evoluzione non sia involuzione, perché giustamente sentiamo parlare di iniziative di pace o quantomeno di volontà di iniziative di pace, ma la possibilità che questa guerra degeneri verso qualcosa di peggiore di quello che è oggi, beh, questa possibilità c'è. E quindi, insomma, come italiani, essendo dove siamo, cioè a 2 passi dall'area di guerra, coinvolti attraverso degli armamenti di cui ufficialmente non sappiamo nulla, perché siamo l'unico paese al mondo che dà le armi all'Ucraina senza dire quali, quasi ci si dovesse vergognare di questo. Ma allora se ti vergogni non lo fai, e se non ti vergogni lo dici, ma forse è troppo cartesiano come ragionamento per l'Italia. Comunque l'Italia è coinvolta in questo conflitto e quindi quello che accade dietro la porta di casa, sulla Piazza Rossa piuttosto che a Kiev o in queste varie aree calde, per esempio nel Mediterraneo dove abbiamo una presenza di navi russe che fino a qualche tempo fa era impensabile, tutto questo ci tocca e ci toccherà da vicino e quindi forse in questo mondo molto meno globale di quello in cui pensavamo di vivere conviene stare allerta. Vi ringrazio. Grazie a Lucio. Prima è stato citato Fabrizio ed è Fabrizio Maronta che è in sala per la mappa sulle sanzioni per i giri del petrolio. Adesso la parola a Luciana Borsatti per il dialogo con Lucio Caracciolo. Però con un'avvertenza, guardate che verso la fine dovrete intervenire voi facendo le domande, altrimenti riprendiamo noi a fare le domande a Lucio. Buon lavoro, Luciana. Grazie Guglielmo, grazie Lucio, grazie soprattutto per queste bellissime immagini di Laura Canali. Ed è giusto, credo, parlare di geopolitica guardando i disegni e non semplicemente ascoltando le parole, perché come è noto le parole volano, ma gli scritti e i disegni restano. Allora, volevo agganciarmi alle tue ultime cose che hai detto e all'attualità di ieri e di oggi, perché fino a qualche tempo fa potevamo immaginare che questa guerra sarebbe andata avanti per un po', sempre troppo, finché non si fosse trovato un qualche punto di incontro in termini di spartizione territoriale e forse si sarebbe trovato non la pace, ma un possibile compromesso. Invece abbiamo visto negli ultimi giorni che le forze ucraine, non si sa come, ripetevano sconfinamenti quasi casuali in territorio russo dei loro attacchi, no? Il drone in terra di Crimea, fino a che la situazione non è esplosa letteralmente con questi 2 droni che che hanno rischiato di cadere proprio nella camera da letto di Putin sul Cremlino, no? Putin non c'era, però vabbè, simbolicamente è un attacco alla integrità fisica di Putin molto preoccupante. È ovvio che un attacco di questo tipo, sempre che fosse... Noi dobbiamo sempre tenere presente che potrebbe essere, come dice Zelensky, un false flag attack, no? Cioè che l'abbiano fatto i russi per giustificare la ritorsione fortissima che di fatto c'è stata, perché abbiamo visto che nella notte non solo Kiev è stata bombardata, ma anche altre città, ed è stato uno degli attacchi più gravi, più pesanti dell'ultimo anno. Allora, quello scenario che tu ipotizzavi alcuni mesi fa, e leggo alcune parole molto forti di un tuo editoriale di alcuni mesi fa, dal tuo editoriale A un altro mondo, dici che sottile è la linea che separa la sconfitta della Russia dal suo annientamento. Sconfitta, annientamento. E nemmeno l'America può determinarla con certezza, cosa molto preoccupante. E quindi l'implosione della Federazione Russa, dovesse esserci l'escalation che noi abbiamo temuto fra ieri e oggi, l'implosione della Federazione Russa potrebbe passare per la guerra atomica, anche perché le armi tattiche non sono più armi da mettere in vetrina e dire stai attento, no, ma sono immediatamente spendibili. E allora, se questo dovesse accadere,
Gli Stati Uniti dovrebbero gestire un deserto russo e ucraino ingombro di rovine. Quello che ti chiedo, la NATO ha gli strumenti per fermare tutto questo? Vabbè, è chiaro che ero in un momento di particolare ottimismo. Comunque, questa guerra dobbiamo ricostruirla in 2 minuti in termini di intensità. Cioè, Putin voleva fare un colpo di Stato a Kiev con un po' di accompagnamento musicale. Non ha funzionato per ragioni che a me parevano talmente ovvie che non ho mai capito, cioè l'idea di poter fare un colpo di Stato a Kiev e di governare Kiev attraverso una testa di russo mi sembrava una follia, ma comunque ci ha provato e gli ha detto male. Ci ha messo 2 o 3 mesi per riorganizzarsi e quindi di delimitare la guerra. Non ha mai detto qual è l'obiettivo, ma insomma oggi come oggi si è concentrato sul Donbass per creare una continuità territoriale fra la Crimea e la Russia propriamente detta. Dopodiché c'è stata la capacità ucraina di resistere e anche di lanciare delle controffensive e poi piano piano la guerra si è intensificata, ci sono non sappiamo più quanti morti, ma insomma decine e decine di migliaia e si parla appunto della possibilità che questa guerra finisca fuori controllo. Il punto importante è sapere che questa guerra ha almeno 2 dimensioni. Una russo-ucraina, cioè una storia fra slavi, e le storie fra slavi così affini come sono russi e ucraini sono storie che possono durare all'infinito. A essere onesti, questa guerra è cominciata più o meno intorno al 1917-18, quando il primo Stato ucraino è stato formato come protettorato tedesco alla fine della Prima Guerra Mondiale. E poi ci sono stati tutta una serie di episodi, diciamo, di frizione o anche di guerra. Ricordo che per esempio in Ucraina, sotto Stalin, dopo la vittoria di Stalin con Hitler, c'è stata una guerra, sia pure a bassa intensità, tra guerriglieri, chiamiamoli così, ucraini e Armata Rossa, che è durata fino al 1955. Quindi insomma è gente che si conosce fin troppo e che poi è molto simile. L'ultima idea che ha lanciato Zelensky sull'identità ucraina l'ho trovata molto interessante, perché ha detto noi siamo la vera Rus, perché a Kiev con il battesimo di Vladimiro non è nato l'impero che lui chiama moscovita, ma è nata la Rus, cioè diciamo la Russia in linguaggio comune, quindi noi siamo gli eredi dell'antica Russia che invece i russi considerano appunto il prodromo di quella che oggi è la Federazione Russa. Quindi sono troppo connessi per poter dirimere in maniera, diciamo, empatica questo conflitto. Ci vuole un fattore esterno che a mio avviso, poi se vuoi ne parliamo, non possono che essere gli americani e forse qualcun altro. E poi c'è la dimensione strategica che è quella Russia contro America, perché gli americani, non lo dico io, lo dicono loro, considerano questa guerra comunque dal loro punto di vista una opportunità per disintegrare, no, perché non lo vogliono, ma certamente fortemente indebolire la Russia. Il problema, come sempre, non solo per gli americani, è che il cosiddetto egemone, o il padrone se vogliamo, quello che è determinante dal punto di vista economico e militare, perché senza l'aiuto americano e in parte anche nostro l'Ucraina sarebbe già finita, non è in grado di determinare le decisioni di Zelensky o di chiunque sia il capo dell'Ucraina, perché quello combatte per la sua sopravvivenza, gli americani combattono perché vogliono indebolire dall'altra parte del mondo un paese che considerano nemico. Quindi l'idea che ci sia un'entità superiore, che sia la Cina, l'America o chissà chi altro, che possa spiegare a Putin e a Zelensky che devono mettersi d'accordo per il bene dell'umanità, è un'idea piuttosto remota. Questo riferimento alla Cina l'avrei inserito anch'io adesso, anche se in parte hai già risposto con una sorta di scetticismo. No, cioè c'è la necessità di un terzo in questa frizione così violenta, ma non è detto che i 2 contendenti ascoltino questo terzo, però sicuramente se non possono ascoltare gli Stati Uniti, forse possono ascoltare di più Pechino, ed è significativo quello che è appena accaduto, no? Cioè che mentre prima veniva questo
cosiddetto piano di pace cinese è stato un po' svalutato da parte statunitense, dunque occidentale, come un elenco di buoni propositi senza nessuna. Adesso Blinken, il segretario di Stato Blinken, sembra avere cambiato idea, sembra averlo valorizzato. Tant'è vero che ha detto al Washington Post che, vabbè, vediamo come va questa controffensiva ucraina nei confronti della Russia e poi magari possiamo lavorare a un negoziato per fermare la guerra proprio, come dire, valendoci dei buoni uffici di Pechino. Allora sarebbe un sollievo, io credo, per tutti quanti, però io mi chiedo, ma per fare la pace noi dobbiamo affidarci ad una potenza che abbiamo sempre accusato di essere non democratica? È ai poteri autocratici che noi dobbiamo affidarci? Ancora questa storia, e il mondo è fatto di democrazie e autocrazie che spesso si fanno la guerra, qualche volta fra loro, ma se noi dobbiamo fare la pace con un nemico, dobbiamo fare la pace con un nemico, non con un amico. E quindi secondo me questa, a parte il fatto che noi gli americani abbiamo rapporti spesso eccellenti con delle autocrazie, a proposito, vogliamo parlare dell'Algeria, famosa democrazia popolare. No, quindi mettiamo da parte queste cose che appartengono a un'altra dimensione, comunque sulla quale non ho molto da dire. Invece quello che secondo me potrebbe essere interessante è capire quello che oggi pensano gli americani, e uso il plurale perché non è che ci sia un pensiero unico, grazie a Dio, in un paese come l'America. Ce ne sono parecchi anche dentro l'amministrazione al cosiddetto Stato profondo. Ci sono quelli che più o meno la pensano come i polacchi, e cioè che, ma sono una minoranza, che questa guerra deve essere la sconfitta della Russia e poi possibilmente anche l'inizio della sua fine come potenza, via dalla carta geografica, il che però implica che qualcun altro deve occupare quello spazio. Non vedo gli americani colonizzare la Russia, vedo i cinesi forse colonizzarne una parte o quantomeno entrare in Siberia. E a questo proposito ricordo una carta che abbiamo pubblicato, grazie Luciana di aver ricordato le carte di Laura, che abbiamo pubblicato qualche tempo fa, ma la carta non era di Laura, ma del capo dei servizi di intelligence di Kiev, il quale dietro il suo studio ha una bella carta della regione in cui si dice la guerra dovrebbe finire così, e in cui si vede un'Ucraina abbastanza espansa, una Russia spezzata in vari tronconi, ma in cui il troncone principale, cioè la Siberia orientale, è sotto la Cina. Quindi abbiamo questo paradosso di un paese come l'Ucraina che oggi sopravvive e resiste grazie soprattutto all'America, che pensa che questa guerra debba finire con l'avversario dell'America che si prende mezza Russia. Quindi non tutto è razionale in questo mondo e non tutto soprattutto è lineare. E quindi questa guerra non finirà con una pace, finirà, se tutto va bene, con una tregua. Questa tregua sarà una tregua instabile e questa è la notizia per noi più preoccupante. Saremo noi a doverci fare carico, più che l'America, di quel paese che uscirà semidistrutto, è già in parte semidistrutto, e che non ha le risorse per continuare a campare. E soprattutto se l'Ucraina diventa un buco nero, e quindi una terra di nessuno percorsa da organizzazioni criminali o quant'altro, noi abbiamo un'area alla nostra frontiera orientale, cioè a qualche chilometro di qui, che dai Balcani arriva fino alla frontiera russa, non sappiamo quale sarà la frontiera russa alla fine della guerra, in cui ci sono una quantità di paesi instabili, paesi finti, paesi retti da pura criminalità e così via, e questo è un problema molto serio perché le nostre risorse sono limitate. Cito solo un dato: secondo BlackRock, che se ne intende, ci vogliono oggi 411 miliardi per rimettere in piedi l'Ucraina. L'Ucraina non ha ovviamente nessuna di queste risorse. Secondo il piano di ricostruzione, il 90% della ricostruzione ricadrebbe sulle spalle dei privati e il 10% su un fondo speciale. Ora, trovare dei privati, non il 90%, ma lo 0,9%, che siano disposti per ragioni ovviamente di profitto a investire in questa Ucraina mi pare difficile, quindi alla fine sono problemi nostri. Restiamo nel campo della Cina.
Però mi devo difendere, perché ho capito che il tuo ruolo, che è quello di geopolitico, è, come dire, il disincanto. Il tuo approccio è quello del disincanto, ma noi dobbiamo anche pensare che dobbiamo un po' tenere alta la bandiera dell'ideale, se non abbiamo, o dell'etica, se non c'è più spazio per l'ideologia nel nostro tempo, no? Se no, Beh, non sono d'accordo. no. Cioè, l'etica secondo me deve essere basata sui dati di realtà, perché altrimenti diventa un'altra cosa, diventa un mondo parallelo in cui tu pensi di essere buono, ma se tu prima non cerchi di capire come stanno le cose, poi è difficile essere etici. Va bene, anche questa domanda è perfettamente in linea con quello che hai appena detto, no? Allora, sappiamo che la Russia è secondaria dal punto di vista americano, che la vera partita che interessa agli Stati Uniti è quella con la Cina, che potrebbe degenerare questa partita non si sa bene quando, sulla crisi, con un esplodere della crisi a Taiwan. Allora, dovesse accadere, perché l'abbiamo fatta franca in Ucraina e le cose si sono più o meno risolte evitando gli scenari apocalittici che abbiamo appena enumerato, l'avessimo fatta franca e ci dovesse essere un conflitto invece con la Cina, quale ruolo gli alleati occidentali della NATO dovrebbero svolgere e volendo proprio, come dire, essere disincantati e pragmatici, perché mai noi, Europa, dovremmo essere coinvolti per difendere quali pragmatici interessi? Dipende quale Europa è quella che convochiamo. Se convochiamo la Polonia e l'America ti chiama a me polacco dicendo dobbiamo andare a Taiwan a rompere le scatole ai cinesi, corro. Se lo dici a me, magari ho qualche dubbio di più, se lo dice a uno spagnolo non sa nemmeno dove è Taiwan. Quindi anche qui distinguiamo. Certamente il ruolo che gli europei in generale possono avere nella crisi fra Cina e Stati Uniti è un ruolo molto limitato. Forse sto dando una buona notizia, non dovevo farlo. E invece i paesi che sicuramente sono direttamente interessati, perché troppo spesso si riduce tutto a Cina, Taiwan come in qualche modo vittima di questa contesa degli Stati Uniti, ma guardate dov'è il Giappone e guardate dov'è Taiwan. Intanto vi ricordo che dal 1895 al 1945 chi comandava a Taiwan erano i giapponesi e quindi una qualche conoscenza della regione ce l'hanno, di Taiwan e delle isole intorno. Poi ci sono le Filippine, che è un altro grande alleato, ma anche piuttosto ambiguo dell'America. Insomma, sarebbe una guerra che coinvolgerebbe mezza Asia e in cui il Giappone giocherà un ruolo comunque fondamentale. Primo perché la gran parte delle forze armate americane nel Pacifico è basata in Giappone. In secondo luogo perché il Giappone è un grande paese, la terza economia mondiale e comincia a costruirsi delle forze armate di altissimo livello. Quindi questa sarebbe una guerra, se ci sarà, veramente distruttiva e mondiale. Fra l'altro vi ricordo che stiamo parlando di quegli stretti che separano la Cina dall'Oceano Pacifico, per i quali è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale in Asia, perché l'origine dell'aggressione giapponese a Manila, tende a dimenticare che non era solamente le Hawaii ma anche Manila, nel 1941 era la sensazione, più di una sensazione, che gli americani facessero un blocco navale e impedissero i rifornimenti di energia all'impero giapponese che stava dilagando in Asia. Quindi è una partita a più dimensioni che però a mio avviso non è affatto scontata, cioè noi non dobbiamo pensare che debba per forza accadere perché tutti dicono che accadrà o molti dicono che accadrà. Certamente i cinesi ci hanno messo molto del loro nel momento in cui il capo della Cina ha stabilito che entro il 2049, con le buone e con le cattive, Taiwan deve, noi diremmo, andare a essere annessa dalla Cina. I cinesi dicono no, quella è una parte di Cina che deve essere riportata alla ragione. Va bene, siamo al countdown per il momento in cui dovrebbero prendere la parola il pubblico. Abbiamo qualche minuto e io volevo cambiare per il momento argomento, così rinfreschiamo un po', usciamo da questi scenari un po' cupi. Intanto loro si preparano, Tanto perché sì, sennò noi mancano 3 continuiamo. minuti e 26 secondi.
Parliamo di migrazioni, o meglio di accoglienza. Tu hai appena firmato un nuovo libro insieme ad Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio, che di accoglienza se ne intende. E una cosa in particolare tu hai scritto: credo che accogliere sia la necessità, non la scelta del nostro tempo. Allora, il pubblico di vicino o lontano non è certo nuovo, questi argomenti li abbiamo sentiti ripetere da varie persone nelle diverse edizioni, ma mi pare che l'Europa sia ancora lontano dall'averlo capito. È proprio di oggi un nuovo scontro tra la Francia, il governo francese, il governo Meloni, sul respingimento, cioè su chi si deve gestire i propri migranti. Allora, in uno scenario tale, quello che abbiamo appena visto, dove sembra essersi rafforzata la NATO, ma in compenso divisa sempre di più l'Europa, riuscirà l'Europa a capire quanto è necessario tenere conto dei migranti? Accoglierli è una parola forse troppo benevolente, semplicemente inglobarli in quanto necessari? E sarà capace di fare questo, e soprattutto abbiamo la strada davanti, perché siamo riusciti a fare miracoli con milioni di ucraini in Europa. Possibile che questo non possa riprodursi, questo miracolo, con paesi con nazionalità altrettanto, fra virgolette, pragmaticamente utili alla nostra economia, alla nostra senescenza? Beh, intanto è una necessità perché? Perché l'alternativa è una sorta di guerra permanente o intermittenza con i paesi che non oggi, non domani, ma per i prossimi decenni o chissà, per ragioni economiche, demografiche, politiche, tenderanno ad arrivare verso innanzitutto l'Italia, ma poi la Spagna per quanto riguarda la rotta occidentale, i Balcani per quanto riguarda la rotta orientale, puntando verso il nord Europa. Quindi si tratta di, ovviamente non significa che chiunque ha diritto a entrare in Europa, significa avere la capacità di organizzare dei flussi pacifici e regolari, magari stabilendo anche delle quote con i vari paesi, per poter fare quello che oggi è impossibile, cioè entrare qui in modo legale, perché tutto il resto non può che essere un disastro. Fatta questa premessa, anche qui purtroppo dobbiamo constatare che le Europe sono tante, per esempio c'è una Francia e c'è un'Italia che si comportano in maniera decisamente oppositiva su questo fronte. Noi, diciamola tutta, per una certa fase della nostra storia recente abbiamo trattato la migrazione, che in realtà vedeva nell'Italia un paese di transito, non di destinazione, come un problema che si poteva gestire accogliendo, dando una mezza minerale o un calcio nel sedere e mandando il migrante in Francia o di lì magari in Germania o in Scandinavia. Furbata che i nostri amici transalpini non apprezzano e che ha portato i nostri governi anche prima di questo ad assumere misure un po' più severe su questa facilità di transito nel nostro paese verso altri, ma che conferma che oggi, in particolare la Francia, ma altri paesi europei, considerano satura la loro realtà nazionale. In particolare noi vediamo che l'Italia bene o male sa gestire quei pochi o molti migranti che ci sono, ripeto, bene o male, spesso male, ma comunque li gestiamo, non è un'emergenza permanente come in Francia o come rischia di diventare in Germania, per mille ragioni, tra cui il passato coloniale diverso fra questi paesi e così via. Quindi noi abbiamo un problema innanzitutto con la Francia, in qualche misura con altri paesi europei, ma qui la regola fissa è ognuno pensa per sé e scarica il problema sull'altro. E se aggiungiamo a questa tendenza, tra virgolette, naturale, la guerra, che significa proprio precisamente questo, prima la casa mia e poi il resto viene dopo, questa situazione rischia di tornare indietro. E a mio avviso a questo punto la tentazione è di tornare a quello che era il nostro lassismo precedente per quanto riguarda i transiti dall'Italia all'Europa sia abbastanza probabile. Ottimo, allora adesso chiediamo alla regia di alzare le luci, Federico se ci aiuti, perché c'è la possibilità di interloquire con Lucio Caracciolo
il meccanismo funziona così, basta alzare la mano e venite inquadrati dalla telecamera e avrete un microfono a disposizione, quindi vediamo chi rompe il ghiaccio con, purtroppo siamo in tempi di guerra, la minaccia che riprendiamo noi a dialogare con Lucio Caracciolo, e questo non farebbe contento Lucio, che ci tiene moltissimo a dialogare con voi. Grazie. Abbiamo prima adesso accennato alla questione dell'Africa con i migranti, e abbiamo anche visto prima che la popolazione africana è quella che vedrà il maggiore incremento in quello che è il secolo futuro. In merito alla questione dell'Africa, certamente sarà un nuovo terreno di guerra, che sia di carattere economico o di altro tipo, per quelle che saranno le grandi potenze, Cina e Stati Uniti. Già da adesso la Cina la sta colonizzando per ottenere miniere di coltan, per produrre materiali che servono poi anche allo sviluppo tecnologico. Bene, mi chiedo, c'è la possibilità, diciamo, che a fronte di questo grande incremento demografico l'Africa abbia anche un incremento dal punto di vista economico e del benessere, oppure sarà soltanto un incremento di popolazione che vedrà un incremento dello sfruttamento da parte delle altre grandi potenze? Qual è la sua opinione in merito? Questa è la domanda del secolo, nel senso che le due alternative così opposte, così drastiche, possono decidere del futuro dell'Africa ma anche del mondo. Ovviamente non ho nessuna ricetta particolare, certamente che parti di Africa possono incamminarsi lungo una quota di accettabile benessere e sicurezza, questo certamente c'è, però il contesto generale non promette, anche perché l'Africa è tornata ad essere campo di competizione, non solamente Cina, la Russia è entrata, la Turchia, poi non dimentichiamo gli europei che pensano di essere particolarmente buoni, ma insomma il land grabbing lo fanno pure gli svedesi, non è che sia una specialità cinese. Quindi i due scenari sono compresenti. Per quanto riguarda la demografia, comunque l'Africa prima o poi, ma in parte lo è già, entrerà in una fase di transizione demografica, cioè già adesso il tasso di fecondità non è più quello di 2 o 3 anni fa o di 10 anni fa, quindi forse anche quelle previsioni delle Nazioni Unite potranno essere corrette. Però non dimentichiamo che in Africa ci sono enormi possibilità di sviluppo dell'agricoltura, a patto che vi sia l'energia per farlo. Il problema dell'Africa è avere energia a basso costo ed efficiente, cominciare dalle energie rinnovabili ma non solo, per poter sviluppare quel grande continente. Continente il quale, è bene ricordarlo, ospita anche il più vasto insieme di movimenti migratori sulla Terra, perché l'Africa ha il difetto o il vantaggio, a seconda dei punti di vista, di essere un'isola, e quindi se vuoi uscire dall'Africa ti devi imbarcare, non puoi trascorrere dall'Africa a un altro continente, per esempio l'Europa, passeggiando o prendendo un treno. Questo vuol dire che il 95% delle migrazioni africane si svolgono dentro l'Africa. E attenzione, non è che gli africani siano fra loro più gentili di quanto siamo noi nei confronti degli africani, anzi lo sono molto meno. Spesso le frontiere virtuali o effettive tra i paesi africani sono militarizzate, sono fatte di filo spinato, di barriere, perché insomma la diffidenza verso l'altro non è una specialità europea. Bene, un'altra domanda, basta alzare la mano, vedo in fondo, ho visto in fondo una mano alzata, grazie, e chiedo anche a una donna, perché la mia miopia galoppante mi ha fatto probabilmente sbagliare. Scusate, piccolo intermezzo, visto che tu sei interessato al genere di chi domanda. Una delle cose che, a proposito di degrado culturale e linguistico, mi ha più colpito è essere stato recentemente in una università di cui non farò il nome, in cui mi si è comunicato essersi fondata la categoria del professore sostenibile. Il professore sostenibile, per meritare questo titolo, deve sapere che quando c'è una lezione e se lui dà la parola o prende la parola a un maschio, quello dopo deve essere per forza una femmina. E io vedi che mi sto già allineando. Quindi sei già un conduttore L'Università sostenibile. di Udine è sostenibile. Allora, la parola
al nostro interlocutore che purtroppo, chiedo scusa, non vedo. Buonasera, grazie per questi interventi molto interessanti. Tra i vari fattori che vengono presi in considerazione nel valutare le convenienze o le assurdità di queste guerre, un fattore non viene mai citato, che è quello ambientale, quanto anche dal punto di vista dei valori delle merci, le qualità ambientali, le ripercussioni che il clima, la biodiversità possono influenzare. È una cosa che secondo me va considerata, perché i fattori, i valori delle merci cambieranno, secondo me, anche in funzione di queste situazioni. Ma che mondo meraviglioso sarebbe quello in cui l'uomo non ha colpa di nulla perché è tutta colpa dell'ambiente. La realtà è mista, cioè certamente i fattori ambientali contano, ma non è che è il clima che decide se c'è una guerra. Può accentuare certe caratteristiche, può portare verso della competizione, però per essere più concreti, nello spazio che noi abbiamo in maniera discutibile ovviamente, denominato Caoslandia, uno dei fattori che ci ha portato a considerare quegli spazi particolarmente caotici è proprio quello ambientale. Intanto, se vedete la geografia di quella carta, vedete che sostanzialmente la gran parte di Caoslandia è negli spazi tropicali. Negli spazi tropicali l'ambiente è molto più fragile, bastano variazioni minime della temperatura media annua per produrre degli eventi importanti. Questo evidentemente, cambiando anche gli assetti ambientali, può creare delle condizioni che favoriscono i conflitti, gli scontri, per esempio semplicemente l'alimentazione, la necessità di trovare delle risorse per poter andare avanti, può provocare dei conflitti e delle guerre. Parafrasando una frase del mio anno di nascita, 1940, morire per Danzica, morire per Kiev? Buona domanda. Come lei sa, per noi intendiamo non l'Italia, che stava ovviamente dall'altra parte, ma l'Europa occidentale non è andata a morire spontaneamente per Danzica, ma c'è stata in qualche modo costretta con l'invasione prima nazista e poi sovietica della Polonia. Io non credo che la gente voglia fare la guerra per morire, credo che la gente voglia fare la guerra perché è costretta a farla o perché pensa di trarne qualche formidabile vantaggio. Ora, io credo che l'unico formidabile vantaggio che noi possiamo trarre in maniera strettamente egoistica dalla necessità di impedire che l'Ucraina collassi sia quello che dicevo prima, perché se noi siamo talmente disinteressati o talmente cinici da immaginare che una Ucraina ridotta a zero, o ancora a maggior ragione una Russia e un'Ucraina, perché magari le due si autodistruggono, ridotte a zero, sia qualcosa che ci conviene in senso stretto, allora non ho capito veramente niente. Noi dobbiamo sapere che non è che la pace che noi vogliamo e fortunosamente cerchiamo di tenere in piedi sia qualche cosa che può prescindere da quello che accade intorno a noi. Più la guerra si avvicina, più evidentemente il pericolo è anche per noi. Poi noi non stiamo morendo per Danzica, se per Danzica intendiamo oggi Kiev, perché che io sappia non ci sono soldati italiani in Ucraina, ma ci sono armamenti italiani, quindi semmai ammazziamo per Danzica. Bene, mi pare che qui davanti c'era una domanda, chiederei alla telecamera, eccola qui, subito di inquadrare. Benissimo, grazie. Sì, diciamo stasera la questione della deglobalizzazione è stata affrontata soprattutto dal punto di vista diciamo delle strategie militari e geopolitiche, ma mi chiedo quali possono essere i fattori di natura economica che invece diciamo incrociano o contrastano
queste ragioni. E grazie alla professoressa Ferrarese. Qui ci vorrebbe ovviamente un'altra ora minimo, però alcune tendenze sono talmente visibili da apparire piuttosto concrete, come quella dell'accorciamento delle filiere commerciali, produttive, del tentativo dei paesi che possono farlo di produrre in proprio ciò che prima importavano o di sviluppare tecnologie che ti permettono di sopperire alla mancanza di alcuni generi alimentari o di alcune forniture energetiche su cui pensavamo di poter contare. Quindi sostanzialmente anche qui, come nel complesso della visione globale, se questo termine ha un senso, la tendenza a chiudersi e a cercare dentro casa le soluzioni perché o non c'è una possibilità alternativa o perché si diffida del prossimo, del vicino o dell'ex paese con cui si avevano delle relazioni economiche. Quindi protezionismi, quindi barriere doganali, quindi sanzioni. Uno degli effetti più perversi del sistema delle sanzioni, prima di tutto le sanzioni normalmente sono fatte per restare, cioè se noi andiamo al Ministero del Tesoro americano e sfogliamo, si fa per dire, scrolliamo la lista delle migliaia e migliaia di sanzioni che gli Stati Uniti hanno erogato ad altri paesi più o meno dall'inizio dell'altro secolo a oggi, vediamo che almeno sulla carta sono ancora tutte lì o quasi. Questo che cosa vuol dire? Che attraverso un sistema sanzionatorio, cioè che non ha una razionalità economica ma ha una razionalità geopolitica o se vogliamo morale, si creano delle strutture permanenti, alternative, che convivono in maniera parassitaria con le sanzioni, che sono appunto gli aggiramenti di cui accennavo prima e che creano delle economie parallele. Insomma, se lei va a Dubai si rende conto, se lei va in Serbia si rende conto, se lei gira il mare e vede come funziona l'anarchia marittima dei trasporti, non solamente energetici, pure. E questo è un fattore economico oggettivo che non ha una ratio diciamo economica che sfugge a quello che gli americani chiamano, ma d'altronde non c'è più il rules-based order, come se ci fossero delle leggi universali che vengono applicate in maniera equa ugualmente dappertutto, ma appunto è basato su magari anche degli atti di pirateria o comunque delle maniere informali di commerciare. Poi c'è tutta la partita monetaria e quello è tutto un altro discorso, con il processo di de-dollarizzazione che ancora una volta non mi pare implicare la fine del dollaro come moneta contemporaneamente nazionale degli Stati Uniti e internazionale degli scambi, almeno per qualche decennio a venire, ma certamente incrina il primato del dollaro. Quindi una delle funzioni perverse delle sanzioni, ovviamente non volute, è quella di contribuire a mettere in questione la centralità del proprio asset finanziario fondamentale, che è appunto il dollaro con il suo famoso esorbitante privilegio. Insomma, il mondo caotico non è un mondo che favorisce lo sviluppo anche dal punto di vista economico, e la chiusura economica non è solamente economica, diventa poi chiusura nel senso pieno del termine, esclusione, diffidenza. Qualcuno diceva una volta che se tu commerci con un paese non ci fai la guerra. Non dico che sia vero il contrario, ma quantomeno le cose stanno a metà. Bene, c'è una domanda qui davanti e poi una lì in fondo, se non ho sbagliato, le raccogliamo e poi facciamo rispondere a Lucio. Volevo conoscere la sua opinione personale su alcune questioni. Negli ultimi tempi si sono verificati vari episodi, se torniamo sempre alla guerra in Ucraina, di dubbia collocazione, sabotaggi alle linee ferroviarie, l'ultimo giorno il drone che ha rischiato di colpire il Cremlino, e qui si sono scatenate le più varie supposizioni. Tra le tante anche quella, si è parlato di patrioti, supposti patrioti interni al territorio sovietico, che ce l'abbiano, almeno così sembrava, con l'attuale governo russo. Ecco, volevo sapere la sua opinione personale su questa questione, perché sui giornali chiaramente le tesi opposte sono tantissime. Ecco, se ha notizie, se dall'alto delle sue ricerche è riuscito a capire un po' meglio.
Allora, grazie della domanda, non ho opinioni perché non ho informazioni, cioè posso avere tutte le opinioni che voglio, ma non essendoci dei dati certi o abbastanza certi di informazione, però una qualche non opinione su quello che è successo, che può essere vero, può essere finto, può essere un attacco ucraino, può essere una false flag operation, come si dice, cioè una cosa inventata dai russi per ragioni di propaganda, tutto è possibile, ma quello che è certo è che una volta stabilito da parte russa che c'è stato ufficialmente un attacco al presidente della Federazione Russa, la Russia è abilitata a fare lo stesso contro l'Ucraina. Finora i russi non hanno bombardato le strutture di governo a Kiev, non hanno, non dico cercato di colpire Zelensky, ma nemmeno di colpire dei ministeri o delle strutture amministrative. Potrebbero cominciare a farlo, con la giustificazione, vera o falsa, a questo punto è abbastanza secondario, dell'attacco al Cremlino. Bene, l'onore dell'ultima domanda lì, benissimo. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere, per scongiurare questo scenario possibile di guerre, di aumentare, insomma, che coinvolga anche tutta l'Europa, quale ruolo può avere la diplomazia o le diplomazie? Intendo quelle più lontane dai riflettori e dalle serie Netflix. La diplomazia, che poi sarebbero i diplomatici, avrebbe un grande ruolo e lo avrà nel momento in cui i poteri politici, che non sono diplomatici, decideranno che i diplomatici devono fare qualcosa. E quindi, per essere più specifici, quando gli americani, i russi, gli ucraini e i cinesi, questi sono i 4 fattori minimi che devono in qualche modo concordare l'idea di avviare un processo diplomatico, decideranno di farlo. Ne siamo ancora abbastanza lontani. La buona notizia è che noi non abbiamo notizie di questo. In genere, anzi direi sempre, la diplomazia seria è segreta, quindi non è che ce lo vengono a dire. Magari un giorno scopriremo che mentre sto dicendo queste cose si stanno incontrando un russo, un ucraino, un americano e un cinese qui a un bar di Udine e stanno stilando il trattato di pace. Bene. Grazie Luciana, grazie Lucio. Vi lasciamo al bluff globale che uscirà il 13 maggio. Buon vicino lontano e grazie ancora. Grazie, buona serata.